Dopo i festeggiamenti elettorali, Fratelli d'Italia si concentra sulle prime sfide del governo, invece tempo di resa dei conti tra i delusi. Nel PD volano gli stracci, anche sui social la Lega lava i panni nelle sedi di partito. Violento scontro frontale tra due auto nel pomeriggio a Lignano, ferita in maniera seria una donna di Azzano X, al 7° mese di gravidanza, trasportata in elicottero all'ospedale di Udine. L'acciaio green spinge i conti della Danieli, che segna un utile record di 218 milioni di euro, in forte crescita il portafoglio ordini che sfonda i 5 miliardi, piano di investimenti da 700 milioni per l'ABS. Per l'adunata degli alpini di maggio a Udine attese 500.000 persone, il numero simile a quello del 96 è stato annunciato nel primo incontro operativo con la prefettura. L'ottima partenza dell'Udinese ha attirato l'attenzione di Forbes, che ha intervistato Pozzo. Il padrone su fondi e proprietà straniere ha detto che non sono una minaccia e sugli obiettivi ha chiarito: vogliamo tornare in Europa. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Il Friuli Venezia Giulia ha eletto 8 deputati e 4 senatori, con il centrodestra che ha sfiorato la maggioranza assoluta, raccogliendo nelle 1364 sezioni il 49,87% dei consensi, più della media italiana dove è stato del 43,81%. Dunque ben 9 posti sono stati occupati dal centrodestra, 2 dal PD, 1 da Azione Terzo Polo. Il centrodestra ha conquistato tutti e 4 i posti dell'uninominale, come già si era saputo ieri, 2 a Fratelli d'Italia, Luca Ciriani e Walter Rizzetto, e 2 alla Lega con Panizzut e Gaba. Nel plurinominale sono stati eletti 3 esponenti di Fratelli d'Italia, Francesca Tubetti, Nicole Matteoni ed Emanuele Loperfido, 2 del Partito Democratico, Deborah Serracchiani e Tatiana Roiz, 2 della Lega, Marco Dreosto, Graziano Pizzimenti, 1 di Azione, Isabella De Monte. Complessivamente, dunque, Fratelli d'Italia, che ha riscosso il 31,3% dei consensi, si è assicurata 5 parlamentari, 4 la Lega, in forte calo sul 2018 con un 10,95% rispetto al 25,8% di allora, 2 il PD e 1 Azione Terzo Polo. In regione, tuttavia, il vero partito che esce vincitore dell'astensionismo, perché un elettore su 3 non è andato a votare. Dopo i festeggiamenti elettorali è già tempo di pensare al lavoro in casa Fratelli d'Italia. Il senatore pordenonese Luca Ciriani, appena rieletto, sfoglia il calendario e dice tempi stretti per fare il governo e approvare i documenti economici. Su un futuro da ministro lascia la porta aperta. Archiviata o quasi la soddisfazione elettorale, è già tempo di mettersi al lavoro per i parlamentari eletti. La pensa così Luca Ciriani, capogruppo al Senato per Fratelli d'Italia nella legislatura appena finita, e già proiettato alle prossime tappe della politica, soprattutto per dare risposte agli italiani. È un successo clamoroso per la storia di Fratelli d'Italia e della destra politica in questo paese, perché mai abbiamo raggiunto percentuali di questo genere. E naturalmente questo consenso significa anche grande responsabilità, e quindi adesso spero e credo che le trattative per il nuovo governo dureranno molto poco, perché subito appena si sedieranno le Camere bisogna incominciare a lavorare soprattutto sulla legge finanziaria. Il 13 ottobre si riuniscono Camera e Senato innanzitutto per eleggere i nuovi presidenti delle 2 Camere. È giusto attendere che il Presidente della Repubblica conferisca ufficialmente l'incarico, noi speriamo, a Giorgia Meloni, e poi bisogna partire di corsa, perché c'è la nota di aggiornamento del DEF, che è il documento di economia e di finanza, che è urgentissima, e poi c'è altrettanto urgente la bozza della legge finanziaria, legge di stabilità, da mandare a Bruxelles e poi da mandare alle Camere, e deve essere approvata naturalmente entro dicembre. Per Luca Ciriani, in Friuli auspicano un futuro da ministro, ma lui va cauto. Per tutti questi attestati di stima che ricevo ogni giorno, gente che mi sprona, che mi incita, che si augura il meglio per me, naturalmente mi fa piacere, perché insomma non faccio politica da poco, e aver mantenuto tanta considerazione da parte dei cittadini fa sicuramente piacere. Io sono capogruppo uscente di quello che è il più grande partito italiano in questo momento, avremo in Senato più di 65 senatori, già questo sarebbe un impegno di altissima responsabilità. Poi vedremo, la scelta spetta a Giorgia Meloni, io sono comunque contentissimo di fare quello che sto facendo.
Scritte contro Fratelli d'Italia sono apparse nella notte all'esterno della sede triestina di via Rismondo. Solidarietà verso il partito che ha incassato il consenso di oltre un elettore su 3 in Friuli Venezia Giulia è stata espressa dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha definito gli imbrattamenti un coacervo di odio e violenza, un gesto vile che va condannato senza se e senza ma, riferito il governatore. Ma il sostegno è stato espresso ai dirigenti e militanti del partito della Meloni, anche dal consigliere regionale del PD Francesco Russo. Il rispetto è la base della democrazia e della politica, ha detto. Imbrattare vigliaccamente la sede di un partito con frasi ingiuriose e minacciose non è politica, è un reato. Al termine delle operazioni di scrutinio per queste politiche è tempo di resa dei conti in alcuni partiti, in particolare nel PD e nella Lega, dove il risultato elettorale è stato ben al di sotto delle aspettative. C'è chi fa volare gli stracci su Facebook e chi invece preferisce le stanze delle sedi di partito. Dopo il voto di domenica è tempo di resa dei conti, in particolare all'interno del Partito Democratico e della Lega. Andando in ordine temporale a sganciare la prima bomba è stato questa mattina su Facebook il Dem Francesco Russo, dopo il duro atto di accusa di ieri. Nel mirino però non finisce Enrico Letta, segretario nazionale dimissionario, Cristiano Sciaurli, segretario regionale, ma Deborah Serracchiani, che secondo lui ha dato la linea sulle candidature in Friuli Venezia Giulia. Il PD in questa tornata elettorale ha ottenuto il peggior risultato della sua storia in regione. Concordo con Deborah quando dice che adesso è tempo di rimboccarsi le maniche, ma forse questa volta è tempo che lo lasci fare a qualcun altro. La replica non si è fatta attendere e l'attacco viene definito una resa dei conti da Serracchiani, che aggiunge: io mi sono presa la mia parte di responsabilità, Russo deve fare chiarezza sul modo in cui sta nel PD e cosa vuole per il PD e non dal PD. Discorso diverso in Casa Lega, riunita oggi per il Consiglio federale a Milano nella sede di Via Bellerio. Ufficialmente è uscita una nota nella quale si sottolinea che il Carroccio sarà parte fondamentale nella formazione del nuovo governo. Ufficiosamente il malumore nei confronti di Matteo Salvini è a quote altissime, ben più alte del 40% delle preferenze ottenute alle europee e molto lontano dall'8% di 2 giorni fa. Roberto Maroni non ha usato mezze misure, chiedendo la testa del segretario, che non ha però nessuna intenzione di lasciare il posto, ma rimbalza sempre più forte l'ipotesi di un Massimiliano Fedriga traghettatore del partito, anche secondo i bookmaker inglesi, in attesa di Luca Zaia, che potrebbe dedicarsi alla Lega a tempo pieno a partire dal prossimo anno, quando per lui finirà il mandato da governatore in Veneto, mentre Fedriga punta invece a un bis in Friuli Venezia Giulia. Nessuna ricaduta per Progetto FVG dopo queste elezioni, ci siamo radicati e quindi saremo al fianco del presidente Fedriga, ha detto Sergio Emidio Bini, commentando l'esito delle politiche e le possibili ricadute sugli equilibri regionali. Un terremoto che potrebbe cambiare le carte e i piani. Il risultato delle elezioni di domenica sera potrebbe avere ricadute, anche non dirette, per le regionali che in Friuli Venezia Giulia sono in programma la prossima primavera, in particolare nelle liste in appoggio al candidato presidente. Progetto FVG al momento resta alla finestra e conferma la piena fiducia in Fedriga. No, non cambia assolutamente nulla. Quello che registra una bellissima ed importante vittoria del centrodestra con una coalizione che presenta anime e sensibilità diverse, ma una coalizione assolutamente coesa che sarà in grado di governare con stabilità da qui ai prossimi anni. Per Progetto FVG non cambia assolutamente nulla. Noi abbiamo un grande governatore, un grande presidente che abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere con forza. Il progetto FVG in questi anni si è radicato moltissimo nel territorio del Friuli Venezia Giulia, abbiamo dato dimostrazione della nostra forza nelle ultime amministrative, faremo la nostra parte anche alle prossime regionali. Se il fondatore di Progetto FVG, in matrimonio con Saro, matrimonio già finito, al momento non vede stravolgimenti, resta il nodo lista del presidente, la cui fondazione potrebbe bloccarsi nel caso di un cambio di assetti nella Lega, e in questo caso Progetto FVG potrebbe proseguire nel progetto di unione con Forza Italia, già promosso ad alcune elezioni comunali. Violento scontro frontale tra 2 auto oggi pomeriggio a Lignano. A bordo di una delle 2 vetture c'era una donna di Azzano Decimo al 7° mese di gravidanza che, ferita in maniera seria, è stata portata in volo all'ospedale di Udine.
Una donna al 7° mese di gravidanza è rimasta coinvolta oggi pomeriggio a Lignano in un incidente stradale che ha coinvolto 2 vetture. Erano le 15:20 quando in via Casabianca si è verificato lo scontro. Il Fiat Doblò, all'interno del quale c'era una donna, 40 anni di Assano Decimo e il compagno, era parcheggiato in prossimità di un'ecopiazzola. Il veicolo, lasciato in prossimità di una curva, sporgeva leggermente verso la carreggiata. Dallo stesso senso di marcia, diretto verso San Michele al Tagliamento, stava arrivando una Jaguar condotta da un uomo di 63 anni che, per causa in corso di accertamenti da parte della polizia locale, ha centrato quasi frontalmente il Doblò. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza proveniente dalla Tisana e l'elisoccorso. La donna in stato di gravidanza è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna conseguenza di tipo sanitario per le altre 2 persone coinvolte nella dinamica. E versa in gravi condizioni un uomo di 81 anni di Cividale che nella tarda mattinata di oggi è stato investito in Via della Libertà da un'auto alla guida della quale c'era una 32enne. L'anziano era in sella alla propria bici quando, per cause che dovranno accertare i carabinieri della compagnia locale, è stato centrato dall'auto ed è caduto a terra perdendo conoscenza dopo un volo di 2 metri. Sul posto il 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso, l'81enne è stato portato in volo all'ospedale di Udine dove si trova in prognosi riservata. Ed è rimasto gravemente ferito un 34enne che ieri è stato raggiunto dall'esplosione di un ordigno. È rimasto gravemente ferito dall'esplosione di un ordigno. Versa in gravi condizioni un 34enne che nel tardo pomeriggio di ieri è stato soccorso nell'area della centrale elettrica di via 25 aprile a San Pier di Sonzo. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia locale coordinati dal sostituto procuratore Andrea Maltomini. La chiamata di soccorso giunta alla centrale Sores di Palmanova è arrivata ieri alle 18:30. Era stata segnalata la presenza di un uomo rimasto gravemente ferito alle mani e alla parte alta del corpo dopo che l'esplosione dell'ordigno lo aveva improvvisamente raggiunto. Soccorso immediatamente dall'equipe di un'ambulanza del 118, è stato poi trasportato dall'elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, la prognosi riservata. Resta da capire cosa quell'uomo stesse facendo all'interno della centrale elettrica e soprattutto a chi appartenesse quell'ordigno. Sarà la procura di Gorizia a fare nelle prossime ore maggiore chiarezza sull'accaduto. Furto da 10.000 euro alla ditta Cemented il Di Camino al Tagliamento. Ieri pomeriggio il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri di Codroipo che indagano sulla vicenda dopo che nella notte tra sabato e domenica ignoti si sarebbero introdotti nel magazzino dell'azienda rubando attrezzatura varia per il lavoro. La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato un 26enne che nascondeva nel borsone da palestra cocaina pronta per essere smerciata. Dalla provincia di Treviso per spacciare nel Pordenonese. Nei guai è finito un 26enne originario del Marocco fermato a Sacile dalla Guardia di Finanza per un normale controllo e all'interno di un borsone da palestra occultata che i finanzieri hanno trovato dello stupefacente. Portava all'interno del borsone alcune dosi di cocaina, per l'esattezza 15 grammi. Evidentemente stava recandosi nella provincia di Pordenone per la consegna a terzi, perché non si tratta di uso personale quando la droga è già suddivisa in dosi. È stato a quel punto approfondito il controllo nell'ambito dell'autovettura proprio per il nervosismo palesato all'atto dell'attività. Generalmente un controllo di routine non sobilla mai questo tipo di reazione. I militari, ormai avvezzi a questo tipo di comportamento, hanno quindi verificato cosa il ragazzo trasportasse e all'interno del borsone sono scaturite le dosi di cocaina. Le successive indagini proseguite nella casa del 26enne hanno permesso di trovare altra droga. 90 grammi di hashish, un bilancino, 3 dosi di anfetamine e una pistola a gas con il tappo colorato di nero, quindi verosimilmente adoperabile per fare il gradasso o eventualmente per minacciare qualcuno dei clienti più ritrosi al pagamento. Oggi udienza tecnica con parole alle difese nell'inchiesta sui falsi prosciutti DOP. Nuova udienza al Tribunale di Pordenone nell'ambito del processo sui falsi prosciutti DOP, che vede sul banco degli imputati 16 persone fisiche, in prevalenza allevatori e imprenditori, e 9 persone giuridiche, per lo più aziende agricole, rinviati a giudizio nel giugno del 2021. Di fronte al giudice monocratico Milena Granata, gli avvocati difensori hanno esposto le tesi per confutare l'accusa. La procura ipotizza frode aggravata in commercio, contraffazione del marchio DOP, truffa per ottenere contributi regionali. Secondo l'accusa sarebbero stati macellati i maiali di genetica non ammessa dai disciplinari DOP e di
di peso superiore al consentito. In precedenza, sempre nello stesso filone, era decaduta l'accusa di associazione a delinquere contestata in origine a 8 indagati su 24, perno della prima parte dell'inchiesta. Nel processo si è costituito parte civile il consorzio del prosciutto di San Daniele, che ha chiesto 300.000 euro per danno d'immagine. Oggi è stata invece dichiarata inammissibile dal giudice la richiesta di costituirsi parte civile presentata dall'Associazione di difesa dei consumatori Codici Onlus. L'udienza è stata rinviata il 25 ottobre, quando proseguirà il dibattimento. Via libera dal Consiglio regionale per il contributo alle aziende per contrastare il caro energia, 40 milioni di euro per sostenere 39.000 imprese. In aula però non sono mancate le voci contrarie. Parere favorevole con la sola contrarietà di Open FVG. La seconda commissione del Consiglio regionale ha approvato il regolamento per i contributi per il caro energia per le imprese, licenziato venerdì dalla Giunta regionale. L'esecutivo, guidato da Massimiliano Federiga, ha previsto 40 milioni di euro di contributi che, come ha spiegato l'assessore alle attività produttive e promotore dell'iniziativa Sergio Emilio Bini, consentirà di supportare 39.000 imprese. Il bando sarà aperto il 12 ottobre e sarà rivolto a quasi tutti i codici Ateco, con un accesso previsto per il 92% di microimprese. Nel corso del dibattito Furio Onsel di Open FVG ha parlato di una misura che tratta come emergenza una situazione che appare invece strutturale, proponendo di finanziare i piani di efficientamento energetico o perlomeno di agganciare questi contributi ad azioni di sostegno all'efficientamento. Il PD con Sergio Bolzonello ha invece votato a favore, sottolineando che tale provvedimento, che si limita solo alla prima parte dell'anno, possa essere riproposto, anche con modalità e aspetti diversi, nel 2023 a copertura dei maggiori costi del secondo semestre 2022. Astenuto Giampaolo Bidoli di Patto per l'Autonomia, che parla di una misura inadeguata finalizzata solo a ottenere consenso, non certamente a far fronte a una crisi energetica sempre più preoccupante con azioni strutturate. E arriverà in aula entro la fine di ottobre la legge che riformerà il sistema della benzina agevolata. Vediamo con quali novità. Arriverà in aula verosimilmente tra ottobre e novembre la nuova legge sul carburante agevolato. Non sarà una rivoluzione strutturale. Non intaccheremo la struttura della vecchia norma perché è vincitrice del confronto con l'Unione Europea e Commissione Europea sull'infrazione stessa, e quindi sfrutteremo questo valore aggiunto e metteremo delle novità. La prima sarà l'area zero, vicino al confine, 10 km, per andare a incentivare quello che è appunto l'acquisto della benzina e dei carburanti in Italia, piuttosto che fare il turismo del pieno. Questa sarà una misura straordinaria, molto snella, come snella sarà la procedura. Il venerdì decideremo lo sconto e il lunedì sarà già operativo. Estese le categorie che potranno beneficiare dell'incentivo anche a chi ha un'auto in leasing o con il noleggio a lungo termine. Questo passaggio sarà possibile grazie alla tecnologia. Quindi questa rivoluzione tecnologica dell'applicazione sarà appunto possibile installarla sui telefonini, ma anche chi non vuole utilizzare il telefonino avrà la possibilità di farlo in maniera cartacea. La legge è stata presentata oggi ai portatori di interesse, tra cui le compagnie petrolifere. Treni in ritardo o soppressi questa mattina a causa di un guasto tecnico che si è verificato tra le stazioni di Cervignano e Ronchi dei Legionari. Tra l'1 della notte e le 11 di questa mattina sono diversi i treni regionali o a lunga percorrenza che hanno subito ritardi tra i 25 e i 40 minuti, 3 i treni soppressi. C'è stato poi l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana appunto nella tratta interessata. Il prefetto di Udine Marchesiello ha incontrato oggi i vertici dell'Associazione Nazionale Alpini e le forze dell'ordine per fare il punto sulla Dunata 2023. 500.000 di persone. È questo il numero di penne nere e simpatizzanti atteso per il fine settimana della Dunata 2023 a Udine, in programma per maggio nel capoluogo friulano. E oggi il prefetto di Udine Massimo Marchesiello ha incontrato i vertici nazionali e regionali dell'Associazione Nazionale Alpini per fare il punto sull'organizzazione. Presenti per l'ANA il presidente sezionale Dante Soravito De Franceschi e il vicepresidente nazionale Mario Gervasoni, che presto prenderanno posto nell'ex sede della prefettura, in quello che sarà il cuore pulsante dell'organizzazione della Dunata. Lì, infatti, per concessione del comune, si trasferiranno gli uffici del coordinamento delle migliaia di penne nere attese in città, con decine di riunioni operative. La prima, tenuta oggi, ha visto anche la partecipazione di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Per gli incontri di più ampia portata, invece, il prefetto Marchesiello ha garantito
garantito la disponibilità della nuova prefettura nel segno di un coordinamento congiunto per arrivare preparati all'appuntamento. Le cifre attese, 500.000 di persone, sono sostenute dai numeri fatti registrare nel 96 nell'ultima adunata udinese e nel fortissimo legame tra Alpini e Friuli Venezia Giulia, due dati che portano a pensare ad una importantissima affluenza a maggio 2023. La pagina economica con la Danieli di Butrio che segna un utile netto di 218 milioni di euro e sfonda i 5 miliardi di portafoglio ordini, un boom sostenuto soprattutto dalla domanda di acciaio green. L'acciaio green spinge i conti della Danieli di Butrio, che segna un utile netto record di 218,7 milioni di euro, in aumento del 173% rispetto agli 80,2 milioni di euro dell'esercizio precedente. Ai soci sarà distribuito un dividendo di 0,2793 euro per le azioni ordinarie e di 30 centesimi di euro per quelle di risparmio. I conti del colosso friulano dell'acciaio relativi al periodo 1 luglio 2021-30 giugno 2022 sono stati approvati oggi dal Consiglio di amministrazione e segnano un balzo dei ricavi operativi del 31%, dai 2.786,3 milioni di euro dell'esercizio precedente ai 3.637 milioni. In forte crescita, più 44%, anche il margine operativo lordo da 250,2 a 359,2 milioni di euro e la posizione finanziaria dai 1.200 ai 1.206 milioni di euro, più 20%. Cresce del 10% il patrimonio netto totale da 2.016,3 a 2.223 milioni di euro e aumentano anche i dipendenti, saliti di 427 unità, da 8.668 a 9.095. Molto positiva anche la situazione dei portafoglio ordini, che sfonda il tetto dei 5 miliardi da 3.534 a 5.052 milioni di euro, ben diversificati sia per area geografica sia per linea di prodotto. Portafoglio previsto in ulteriore crescita anche per esercizio in corso, fino a 5,4-5,7 miliardi di euro. A sostenere i conti della Danieli ci sono anche 85,7 milioni di euro risultati dalla gestione finanziaria, che ha beneficiato fra l'altro del forte rafforzamento del dollaro. Ma la vera spinta al colosso friulano è arrivata dall'innovazione e dallo sviluppo di tecnologie green che proiettano l'ABS, cuore del settore della produzione di acciaio, a essere il primo operatore in Italia e fra i primi 3 in Europa nella produzione di acciai speciali, con un piano di investimenti di 700 milioni di euro. Ed è sempre la spinta green a sostenere la crescita nel settore della realizzazione di impianti innovativi. È il caso di 2 mini acciaieri Danieli in costruzione negli Stati Uniti che, per la produzione di acciaio, utilizzeranno energia solare. L'ultima nota che il CDA ha evidenziato ai soci chiamati in assemblea il prossimo 28 ottobre è la volontà dell'azienda di continuare a essere solida e a investire in nuovi impianti e innovazione. Per questo, negli ultimi 10 anni, oltre l'85% degli utili è stato reinvestito in azienda. Da un'azienda ucraina segnali di fiducia per il futuro, nonostante la guerra, la difficoltà a reperire materia prima e gli aumenti dei costi dell'energia. A San Giorgio di Nogaro la Trametal del gruppo Metinvest aumenta del 3,5% lo stipendio di tutti i dipendenti e dispone un premio di produzione di 2.000 euro l'anno. La Metinvest Trametal, che ha sede a San Giorgio di Nogaro e che fa parte del gruppo Metinvest Holding, la più grande società privata dell'Ucraina, tra i maggiori produttori di materie prime di minerale, di ferro e acciaio, dice no al momento difficile e si proietta verso il futuro mettendo in campo la prima scommessa, ovvero la fiducia per i propri dipendenti. Tenersi stretti i propri dipendenti, pagandoli bene e avere ambienti di lavoro sani è la cosa migliore che si può fare per una buona economia. La Metinvest aveva l'approvvigionamento delle brane dal Mariupol, l'azienda grossissima che forniva il materiale, bloccata dalla guerra. Diciamo che la dirigenza locale ha avuto la capacità di trovare su altri fronti la materia prima e quindi questa è un'azienda che, nonostante piccoli passi di cassa integrazione, ha comunque continuato a produrre in maniera eccellente. Questa azienda, nonostante la crisi e la difficoltà, è riuscita a dare un premio di risultato che supera i 2.000 euro l'anno a tutti i dipendenti, che sono oltre 270, ma non solo. Ha un aumento del 3,5% per contrastare l'inflazione, perché la condizione psicologica dei lavoratori, delle famiglie è fondamentale per far funzionare un sistema economico e produttivo. Ai tempi difficili si fa fronte anche con accordi interni. Prosegue l'iter per la creazione del nuovo polo scolastico al posto dell'ex Dormish.
Sindaco, prosegue l'iter per vedere rinascere dalle sue ceneri di fatto l'ex Dormish. Per quanto riguarda il comune avanza la variante di Porta Villalta che presto sarà portata in consiglio comunale, mentre per quanto riguarda i lavori di fatto da settimana prossima parte la demolizione. Sì, questa è un'ottima notizia, ancora una volta l'industria Danieli mantengono le promesse ma non c'erano dubbi su questo, quindi inizieranno le demolizioni. Ricordo che l'edificio che verrà demolito oramai ha una vetustà e soprattutto ha una bruttezza conclamata, sono più di 20 anni che dopo l'incendio questo obbrobrio è presente in città, adesso verrà demolito e poi risorgerà con nuovi edifici che ospiteranno soprattutto l'ITS Malignani, una cosa importante perché va a inserirsi in un ambito che è già un ambito dedicato alla formazione superiore con le scuole più importanti che ci sono in città, ma direi anche di tutta la regione, e quindi anche questo intervento aiuta a migliorare l'area e soprattutto a dare forza a quella vocazione che i giovani devono seguire di trovare formazioni soprattutto anche molto aggiornate, innovative, come sono gli ITS, che sono gli istituti post diploma che qualificano i ragazzi che poi entreranno rapidamente nel mondo produttivo. E il Comune di Udine taglia ancora l'illuminazione pubblica che a breve si spegnerà circa mezz'ora prima del solito. Assessore Ciani, la crisi energetica continua di fatto a pesare sulle tasche dei cittadini udinesi e degli italiani in generale, anche per quanto riguarda il Comune di Udine che è costretto a correre ai pari e fare dei tagli. Sì, la situazione è veramente molto delicata perché anche i nostri comuni, che ovviamente sono ben amministrati, hanno i bilanci sani, soffrono particolarmente questa situazione di aumento dei costi ed è per questo che abbiamo già messo in campo alcune iniziative diminuendo l'illuminazione pubblica in alcuni luoghi e tra qualche giorno ci sarà un'ulteriore iniziativa che porterà ad un risparmio di circa 90.000 euro l'anno, cioè lo spegnimento anticipato la mattina presto di mezz'ora dell'illuminazione pubblica. Sommata, quando abbiamo già fatto siamo a circa 175.000 euro l'anno. Abbiamo un piano che può arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro, ma ecco, stiamo cercando di fare piccoli passi sulla base della situazione, auspicando appunto interventi che vengano da Roma il prima possibile per aiutare tutti i comuni, perché ci sono dei comuni che sono più piccoli rispetto a quello di Udine che hanno fatto interventi molto più pesanti. In occasione della Giornata Mondiale del Turismo presentata un'indagine Isnart secondo la quale i turisti apprezzano il Friuli Venezia Giulia con voti dal 9 al 10 e nel 100% dei casi intendono ritornarci. In Friuli Venezia Giulia l'estate 2022 è stata particolarmente calda non solo per il clima ma anche per la presenza di turisti. Il tasso d'occupazione delle camere, pari all'81%, ha superato ampiamente la media nazionale che si attesta al 62%. È quanto emerge da un'indagine effettuata a giugno 2022 da Isnart, Società del Sistema Camerale Italiano, e presentata in occasione della Giornata Mondiale del Turismo e nell'ambito del secondo osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di Commercio Pordenone Udine e Venezia Giulia. L'indagine rivela inoltre un calo del 5% di presenze rispetto al 2021, con clientela stabile nel 57% dei casi e in aumento nel 43,7%. Percentuali simili hanno riguardato gli italiani provenienti da altre regioni. Gli stranieri sono risultati invece in aumento per il 48,4% delle imprese e stabili nel 46,7%. Isnart ha anche completato una prima sentiment analysis su 2 località turistiche simboliche per la nostra regione, Dolomiti Friulane e Grado, che sono state giudicate positivamente in 9 recensioni su 10. L'aspetto, definito come cuore, emozione che spinge i turisti a ritornare, ha una percentuale di recensioni positive pari al 100%. Consegnati questa mattina nella sede della Regione a Udine gli attestati di partecipazione alla prima edizione del corso di formazione sulla lingua friulana per giornalisti promosso da Arlef con l'Ordine dei giornalisti delle Friuli Venezia Giulia.
Successo per la prima edizione del percorso formativo organizzato da Arlef, insieme all'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Sono una ventina i professionisti che hanno preso parte al corso di Marilenghe. Questa mattina, nella sede udinese della regione, hanno ritirato l'attestato di partecipazione. È un risultato veramente importante che va avvio di un impegno proprio anche dalla regione, perché riguarda la formazione professionale, sia dei giornalisti, ma poi invio di inchiesta tanti altri settori, e che è una soddisfazione proprio perché vi ho detto un grande impegno dalla stampa sul Furlan, vuol dire anche che si vota con una certa richiesta di banda della popolazione, ma anche dall'Università di Udine, dalla regione stessa, ma anche di enti privati, che vuol dire che si arriva proprio da piena attuazione al plan di politica linguistica che vi improntate anche in realtà di poco. Presidente, scopriamo insomma che adesso non si parla più di lingue minoritarie. Sì, non sono più lingue minoritarie, sono lingue. Nella nostra regione si parlano 4 lingue che hanno la stessa dignità e lo stesso valore, anzi direi di più, sono i capisaldi, sono le colonne su cui poggia la nostra specialità, e quindi aver oggi certificato una ventina di giornalisti col corso in friulano vuol dire mettere benzina, armi, strumenti per la difesa e la promozione di questa lingua, che deve diventare non la lingua solo della famiglia, ma deve diventare la lingua della società e della comunità. Questo corso, pur non essendo espressamente previsto e inserito nel piano generale di politica linguistica, però ben si confà a quello che il piano prevede. Sì, indirettamente rientra perfettamente nelle linee del piano, nel senso che un corso professionalizzante che insegna a parlare correttamente il friulano a chi decide di fare formazione in friulano chiaramente va a tutto giovamento della credibilità del giornalista che deve parlare in TV o scrivere su un giornale, e quando c'è quella credibilità ovviamente aumentano anche i lettori, aumentano gli ascoltatori e quindi aumentano il numero di cittadini del Friuli Venezia Giulia che sentono e si informano in friulano, e questo è uno degli obiettivi. Ordine dei giornalisti quindi subito al fianco dell'Arlef e della Regione per sostenere questo corso. Assolutamente, abbiamo pensato proprio di fronte alle tutele dello Stato e della Regione che anche l'Ordine dei giornalisti, che è un ente pubblico, dovesse fare la sua parte, quindi abbiamo aderito immediatamente all'invito dell'Arlef e quindi una collaborazione in tal senso, perché è giusto mettere i colleghi nelle condizioni di parlare e scrivere in maniera corretta la Marilenghe. La rivista Forbes ha intervistato Giampaolo Pozzo sui segreti dell'Udinese, ne parliamo tra poco a Sport FVG con anche i dati relativi al ritorno dalla sosta per le nazionali, ma parleremo anche di basket perché si avvicina l'esordio in campionato per l'OEB Gesteco Cividale sabato contro Chieti, la prima in A2. Buona serata e grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.